Incidente in mattinata tra un furgone e un auto articolato lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia, chiusa temporaneamente per permettere di soccorrere i feriti e liberare la carreggiata. Un camion e un autocarro si sono tamponati e il camionista è rimasto leggermente ferito. Dalle 9 a oltre mezzogiorno, traffico in tilt con lunghe code anche in ingresso al casello di Padova Est. L'incidente è avvenuto al chilometro 366 in direzione Venezia poco dopo lo svincolo con l'A13. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che si sono calati col verricello dell'elicottero direttamente sull'asfalto dell'autostrada per stabilizzare i feriti e per portare in ospedale l'autista del camion, fortunatamente in codice giallo, non in pericolo di vita. Presente anche la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno lavorato delle ore per liberare la carreggiata dai due mezzi. I tecnici di CAV hanno gestito la viabilità permettendo alla polizia stradale di effettuare i rilievi del caso.